Buongiorno a tutti, oggi sono qui per parlarvi di lavoro. Un'amministrazione comunale non può promettere nuovi posti di lavoro perché non è direttamente nelle sue possibilità, però indirettamente può fare moltissimo. Può ad esempio migliorare l'organizzazione all'interno delle istituzioni che sono al servizio del cittadino, in collaborazione con i sindacati. Una maggiore efficienza della macchina amministrativa fa crescere il tessuto economico e sociale. Può creare un'agenzia per lo sviluppo sostenibile, in modo da coordinare ed incentivare la localizzazione produttiva sul territorio, in un'ottica di sostenibilità ambientale, favorire l'imprenditoria femminile e giovanile e creare occasioni di networking. Anche il sistema della formazione deve essere coerente con le scelte insediative di qualità all'interno del territorio polesano, dagli istituti tecnici superiori all'istituto agrario fino al CUR. La potenziale estensione delle ZES, le zone economiche speciali, è una grande opportunità per lo sviluppo del Polesine, a patto che l'amministrazione di Rovigo costruisca una rete di collaborazione con i comuni vicini e con gli altri capoluoghi di provincia. In questo modo Rovigo si metterà nelle condizioni di essere centro di riferimento della provincia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista occupazionale.